Il bunker dell'Akragas resiste appena un tempo agli attacchi della regina, poi due fatali episodi consegnano 3 punti importanti alla compagine Amaranto, che così rimane sulla scia del capolista Siracusa. Una gara nervosa giocata con poca lucidità dai padroni di casa che avevano impostato la sfida sugli esterni con tanti traversoni dell'ex Grillo mal finalizzati dai compagni di squadra. Eppure l'Agragas, oltre a difendersi, riusciva ad andare pericolosamente in contropiede con Di Stefano, che al 17° sul lungo rilancio entrava in area avversaria concludendo con un forte fendente sopra la traversa. A parte questo episodio, la gara rimaneva sempre bloccata e di azioni pericolose se ne vedevano pochine. Chiaramente parte del merito andava ai ragazzi agragantini apparsi molto concentrati e reattivi nei contrasti. Da sottolineare infine l'ultima azione del primo tempo portata avanti dal biancazzurro Sofrà, che in contropiede impegnava il portiere di casa e Lonigro in 2 tempi. I tifosi di casa non gradiscono l'esibizione sinora fornita dai propri beniamini e li fischiano a fine del tempo. Al rientro in campo la regina sblocca il risultato a conclusione di un'azione veloce. Corre il 47°, Barraco ben appostato in area avversaria, trova lo specchio aperto della porta avversaria ed infila Gerlero. Sulle ali dell'entusiasmo la compagine calabra cerca insistentemente il gol della tranquillità, ma va a cozzare contro l'ordinata retroguardia biancazzurra. A 10 minuti dalla conclusione del match, il raddoppio che chiude le ostilità. Urso appena entrato al posto di De Felice, dal limite con un destro velenoso, beffa il portiere Gerlero. Finisce con un grosso sospiro di sollievo da parte Amaranto, che certamente non si attendeva un Acregas così reattivo, molto composto in difesa e disposto a ben figurare.